Ciao a tutti, ben ritrovati con questi appuntamenti di ERT Teatro e Scuola per ragazzi e per il pubblico dai 16 ai 99 anni. Oggi con noi abbiamo ospite Chiara Guidi, pittrice, musicista, scultrice, danzatrice. No, vedo anche dalla faccia che non è molto d'accordo, non sono impazzito, ma so che con lei possiamo in qualche modo attraverso la sua voce e le modalità espressive con cui la usa, possiamo ottenere colori, forme, movimenti, ed è per questo che possiamo anche paragonarla a tutte queste forme artistiche. Nel nostro percorso teatrale ci proporrà lo spettacolo Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante. Ecco, Chiara, intanto ciao, ben arrivata. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Volevo sapere com'è questo spettacolo, innanzitutto, perché i ragazzi soprattutto dovrebbero venire a vederti, ad ascoltarti. Intanto mi ha sorpreso la definizione di pittrice, in realtà ho colto forse in maniera molto sottile una tensione che è quella appunto del colore, il colore che va a vivere all'interno delle parole che vengono pronunciate e quindi grazie alla voce le parole che vengono dette possono assumere quello che in potenza la parola dice, quindi la forza della parola che qui in apparenza esprime un concetto ma in potenza ne potrebbe esprimere molti. Questo è uno spettacolo con un sottotitolo che vuole già dare un'indicazione. Dante, esercizi per voce e violoncello. Se noi non andassimo a scuola non potremmo leggere Dante e non potremmo, nel senso che non dedicheremmo quel tempo alla lettura di Dante come lo può dedicare un ambito come la scuola che ha proprio il lusso di fermarsi sulle meraviglie dell'umanità che ci hanno preceduto. E Dante non è l'endecasillabo. Dante è una grande commedia dell'agire umano che Dante ha messo in musica, perché la scelta delle parole è una scelta poetica, musicale, sonora. E leggere a voce alta Dante, il rischio più grande che si corre è l'endecasillabo, cadere nella ritmica, nella meccanica dell'endecasillabo. Io e Francesco, in realtà, Francesco Guerri, il violoncellista, non abbiamo scelto Dante come condizione iniziale del nostro lavoro. Ci siamo posti un problema di ricerca, vedendo quindi l'opera come materia necessaria, l'opera come materia necessaria per fare esercizio, per conoscere sia la voce del violoncello che la voce delle corde vocali, il suono delle corde vocali. Quindi l'invito è sostanzialmente questo ai giovani: prendete Dante in mano, leggetelo e non cadete nel suono dell'endecasillabo, ma cadete nel suono della vostra voce. Cercate Dante con il suono della vostra voce. Quindi è una, come dire, una lettura che diventa un'introspezione in se stessi per poi far emergere qualcosa di nuovo dalla Divina Commedia. È certo che l'esercizio, quando lo si compie, permette di prendere coscienza dello strumento che stai utilizzando.
l'artigiano. Io penso che il mio lavoro sulla voce sia un lavoro artigiano. Il lavoro dell'artigiano non solo prende consapevolezza attraverso le costruzioni, gli esercizi, le composizioni, le creazioni che compie, prende coscienza della materia, ma conosce anche se stesso, cioè non è un'introspezione, perché questa parola è molto equivocabile a mio parere, nel senso che non è un lavoro di introspezione, è un lavoro sulla voce, su una materia. La materia è un corpo plastico che si muove sulle parole che vengono pronunciate. La domanda sostanziale è questa: come fa la voce a muoversi sulle parole che legge? Prendiamone consapevolezza. È chiaro che prendendo consapevolezza di un elemento che cerco, prendo anche consapevolezza del mio modo di lavorare sulla voce. Quindi è più un atto poetico, una poiesis dove, che riguarda tutti i problemi della composizione, della relazione di tutti quegli ordini tipici della composizione, che mira questa composizione a unire il tutto con il particolare. Infatti è molto interessante unire violoncello e voce umana, non tanto perché il violoncello accompagni le parole, ma perché il violoncello e la voce diventa nella sua produzione di una forma, nella sua composizione di una forma, diventa un'esplosione di punti, di unità minime che devono in qualche modo intersecarsi. Quindi, per darti un esempio molto pratico, cosa c'è di più facile per uno che pratica la recitazione? Accompagnare il testo, un testo con uno strumento musicale, no? Lo accompagna, lo abbellisce con la musica, è un corpo, quello della voce, che viene sostenuto dal suono musicale, che gli fa quasi come da corollario. In realtà qui il problema è un altro, è intrecciare la voce con il violoncello, per cui non esiste la voce senza violoncello, non esiste il violoncello senza la voce in quella prospettiva che è il canto di Dante preso in esame. L'esempio che ti dico, che ti faccio è questo: per preparare un canto servono a volte 3 o 4 mesi di lavoro. Quindi in un anno noi ne più o meno ne realizziamo 3 o 4. E il nostro desiderio è quello di tenere desta la ricerca per tutta la Divina Commedia. Per cui per ora, dal 2013, adesso non mi ricordo, ne abbiamo realizzati dell'Inferno una decina, e per il Purgatorio 5 e del Paradiso 1, con delle specificità di ricerca molto differenziate tra di loro, non solo all'interno dei singoli canti, ma anche all'interno delle singole cantiche, perché poi alla fine Dante lo abbiamo scelto in ritardo rispetto al nostro desiderio di ricerca, ma quando Dante è entrato è diventato un elemento della ricerca, che tra l'altro si è incontrato con l'anniversario che è stato celebrato l'anno scorso. Non era una nostra intenzione, molto più antico. Perché Dante abbiamo scelto? Perché è il padre della letteratura italiana, ma non solo, perché non posso, recitando Dante, modificare qualsiasi parola, neppure una sillaba, perché vado a spezzare l'unità compositiva dell'autore, che manifesta la sua forza per il fatto di aver scelto parole legate ad un numero, l'endecasillabo. Ma non è l'endecasillabo che Dante vuole esprimere, esprime altro dall'endecasillabo. Quindi non va spiegato Dante, va cantato. Quindi è un approccio nuovo che tu vuoi in qualche modo proporre, ma è un approccio che può essere portato anche all'interno delle scuole come approccio educativo, oppure può essere limitato solo a queste occasioni da parte di una professionista, da parte di un lavoro molto profondo che si deve No, io svolgere. credo che l'esercizio che noi stiamo compiendo e che prende corpo alla fine in un canto, che è un'opera, è un lavoro professionale, nel senso che il tentativo nostro è quello di portare l'arte
alla fabbricazione di un'opera, cioè al processo di lavoro. Cosa può voler dire questo all'interno di una scuola? Per me è chiara questa relazione tra arte e arte della scuola. Io spesso faccio corsi di aggiornamento per insegnanti e ho lavorato con gli adolescenti e ho un lavoro che accompagna quello sulla voce e si riferisce all'infanzia. Il mio problema, credo, messo così a fuoco dal mio punto di vista, è quello di far ritornare Dante alla voce e non subito al suo significato. È possibile, ancor prima di spiegare Dante, leggerlo con la nostra voce, quindi recuperare questa relazione tra me e un oggetto sconosciuto. Non ci deve spaventare la relazione tra ciò che siamo, tra ciò che possiamo fare, cioè come leggere a voce alta, e un testo che non conosciamo. La preoccupazione spesso è quella, giustamente, di offrire un testo attraverso la sua spiegazione. È possibile in prima battuta leggere il testo senza spiegarlo e vedere come quella lettura a voce alta suscita in me che ascolto o in me che leggo o in me che leggendo ascolto che cosa percepisce il mio sguardo, cioè la mia attenzione, il mio sentire quelle parole e sentire come guardare. E cosa significa? Qual è la vocazione dello sguardo? È quella di immaginare una presenza al di là dell'apparenza. Quindi leggo un canto di Dante, non capisco nulla, ma in qualche punto di quella lettura sarà caduto il mio sguardo, sarà caduta la mia attenzione. Parto da lì, da quel piccolo foro che nel testo si apre per cercare in qualche modo con il mio sforzo un pertugio per poter passare al di là di Dante. E poi entrerà la spiegazione e poi entrerà più che la spiegazione quella che per me è la scuola, il racconto di ciò che l'insegnante sa a coloro che non sanno e che sono in tensione per scoprire quello che hanno già appena percepito. In questa visione comunque una parte fondamentale che è la lettura, parte primaria, iniziale, come la proponi tu, dovrebbe essere sostenuta da una capacità quasi e da una volontà quasi etica dell'insegnante di leggere bene, di saper leggere le parole di un poeta. Spesso manca questo approccio alla Sì, lettura. però non credo che l'insegnante sia diverso dall'arte del raccontare le favole. Nel senso che, come Valéry dice, tutto è favola. Quello che sappiamo non è un dato, non è un'informazione, non è semplicemente riconducibile tutta la complessità a pochi elementi. Come una nonna eh, inesperta di recitazione può raccontare una favola e tenere l'attenzione del bambino perché semplicemente desidera raccontare quello che sa, la favola. Così l'insegnante, con la sua arte, che è quella che nasce dallo studio continuo che pone rispetto alla materia che deve insegnare, parliamo di materia, di qualcosa di concreto, non di aleatorio. La materia, noi parliamo di materia scolastica, la materia che immaginiamo è tangibile, si tocca. Quindi io credo che un insegnante, grazie al desiderio che porta nella sua professione, nella sua vocazione all'insegnare, al portare fuori, metta in atto un fare che chiede all'insegnante di usare se stesso, ma è anche una condizione naturale che nasce dal desiderio di comunicare, di raccontare quello che l'insegnante sa e che non cessa mai di conoscere, perché è impossibile conoscere una cosa in maniera definitiva. Basta spostare un attimo un punto di osservazione e la cosa che si sa, questo il teatro e la scuola lo insegnano, basta spostare il punto di osservazione e ciò che si conosce lo si riconosce, lo si conosce di nuovo.
E quindi il fare credo che sia l'unico atto che garantisca all'insegnante la trasmissione sostanzialmente di un desiderio. Io ho studiato una cosa perché mi attraeva a sé, e ora posso dirla a te perché l'ho conosciuta al punto che posso pensare ciò che so. E quindi il fare si traduce in azione, perché la conoscenza è azione di tutto il corpo e non solo della mente, quindi di tutto il corpo, di tutto il cuore che abbiamo, di tutti gli arti, di tutto ciò che noi siamo. Ecco, è importante fabbricare la conoscenza. In questo periodo che ci ha visti costretti nelle nostre case, nei nostri luoghi ristretti, abbiamo in qualche modo forse perso quel desiderio di andare a scoprire la verità, a toccare la verità, e ci basta nel nostro piccolo, ci abbandoniamo alla pigrizia di fruire gli elementi digitali, quindi la visione di film, ascoltare musica, eccetera. Io penso che ci voglia una spinta, un desiderio intimo nel voler andare a teatro, cercare una risposta a qualche domanda, è quello il gancio che ci porta poi. Qual è la domanda per cui un ragazzo, ma una persona qualsiasi, deve venire ad ascoltarti, a vederti a teatro, anziché magari ascoltarti nel salotto di casa? Guarda, rispetto a quello che chiedi, io vorrei fare una precisazione. Noi stiamo parlando della condizione difficile di questo periodo storico, indubbiamente molto complicata, molto complessa. Ma questo tempo non sta inaugurando una condizione che non conoscevamo, era già in atto. Io penso che la reclusione, no, che abbiamo dovuto in qualche modo sostenere, e la distanza, fosse già un problema vivo rispetto al modo di gestire la nostra relazione con l'altro, con chi è diverso da noi, e che pone dei dubbi ogni volta che noi incontriamo alla nostra conoscenza e al nostro modo di vedere le cose. Questo precedeva già questo periodo. Che tipo di relazioni instauriamo con i giovani, ma anche come ci fidiamo della loro capacità di scoprire la parola, di cercare la parola. Ho bisogno dei giovani per poter dire a me delle cose da un altro punto di vista, dal mio modo abituale di vederle. E quindi la scuola, in questo caso, è lo spazio prediletto eccelso per poter creare la relazione con l'altro e mettere ogni volta in discussione quello che so per ritrovarlo in chi non sa, perché la scuola ha un compito sostanziale che è quello della fiducia nel cercare insieme la parola. Quello che mi ha molto colpito in questo periodo è che queste lezioni online hanno denunciato la fatica della relazione, perché non potevano queste relazioni trovare una fiducia nella responsabilità dell'altro, perché forse anche prima non c'era questa fiducia in relazione. Non c'era un'intesa profonda che ti portava a metterti insieme all'altro di fronte alle necessità del momento. Abbiamo mantenuto gli stessi presupposti, la spiegazione, l'interrogazione, ma questi presupposti cambiano a seconda della situazione nella quale ci si trova, proprio perché c'è qualche cosa che ci lega, che è una responsabilità condivisa, ma questa responsabilità condivisa non si costruisce attraverso internet, si costruisce attraverso il fiato, attraverso la presenza, attraverso lo stare in uno spazio, e questo noi l'abbiamo vissuto da sempre, sempre. Forse la scuola ha dimenticato che la conoscenza dei giovani non nasce solo dalla scuola e dalla famiglia, come era in passato,
ma questa conoscenza nasce sostanzialmente da una relazione quotidiana e assidua anche con internet. E questa conoscenza va portata nella scuola dai giovani, non esclusa, e quindi riabilitata in un senso e in una profondità che solo la scuola può offrire in un dialogo di ricerca condivisa della sostanza di ciò che vuoi conoscere e non della superficialità e della bassezza che invece spesso internet ti propone e condiziona lo sguardo del giovane. Ma la scuola può riabilitare questa conoscenza utilizzandola, ma mettendola di fronte anche ai suoi limiti. Quindi è una questione quella della fragilità dell'uomo che non abbiamo mai preso realmente in mano e che questo periodo ci chiede di prendere in mano e anche di vederlo, ma non con lo sguardo di chi non cerca prima di tutto una relazione con ciò che studia e con chi vuoi che studi con te, con te. Quindi il motivo di far andare il pubblico a teatro non è così semplice, non è così semplice, anche perché abbiamo svalutato il teatro pensando che il teatro potesse sopravvivere in piattaforme digitali. Il teatro è presenza. Quindi si può fare una documentazione di quello che è stato uno spettacolo, ma allora la documentazione non è teatro, è video. Quindi occorre anche fare ordine, riflettere su cosa il teatro oggi è nel suo statuto, ma io invito i giovani a venire a teatro, a riconoscere quello che già sanno, perché probabilmente conoscono i canti che vengono proposti, e sentire come è possibile guardare ascoltando e quindi non disgiungere quello che l'arte in generale, l'arte della scuola deve riabilitare di fronte a un'immagine. Per conoscerla occorre studiare, occorre una durata che ti permetta di immaginare. Se di fronte a un'immagine, se di fronte a una forma, di fronte a qualcosa che guarda, ad un'immagine, non immagini, vuol dire che hai lavorato poco. Quella che stai facendo a tutti noi è alla fine, penso, una promessa d'amore che tu poi ci mostrerai sul palco, perché parla di profondità, parla di colori, parla di nuove emozioni che possono scaturire da ognuno di noi. Ognuno può dargli una forma, un nome se lo desidera. Io per questo, per riscoprire insomma la potenza della parola e della vibrazione che questa parola può fare in noi, sperimentare nuove sensazioni di noi stessi, invito e accolgo tutti quelli che vorranno venire ad ascoltarvi con esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante, che terrai qui a Codroibo, ma comunque in tutti i luoghi in cui avremo il piacere di venirti a trovare. Io ti ringrazio, Chiara, e ci vediamo la prossima volta. Io ringrazio te anche per la profondità delle domande che hai cercato in questo lavoro di esercizi per voce e violoncello, perché non è facile accettare oggi che un lavoro in teatro sia un esercizio, quindi riabilitare l'esercizio proprio per poter poi usare se stessi con le proprie capacità e la propria forza. Quindi grazie a te. Buona giornata, ciao. Ciao.